gol, ci hanno incitato fino alla fine, perciò un grazie a tutti. Pippo, parole da Serie A. Ma è una sensazione, penso, indescrivibile. Per noi che dovevamo raggiungerla in questi 4 anni, penso che è una sensazione che non si può dire cose. L'unica cosa è che noi in questi ultimi mesi e mezzo eravamo in difficoltà e abbiamo fatto la partita con carattere e con quello che ci voleva. Non stai più in piedi. Siamo stanchi, ma siamo contentissimi. Grazie a tutti, al pubblico favoloso, là e principalmente anche loro. Oh, Andrea qui che è abbonato a segnare i gol al Cesena. Non vedevo l'ora. Però un gran gol oggi, eh? Sì, un gran gol, una gran vittoria. Soprattutto grande atmosfera, ci voleva per Padova, per tutti. È stata sofferta finora, però è ancora più bella ora. Cosa si prova in questo momento? Non lo so, guardi. È la prima volta che mi capita, ma è una gioia immensa. Dedico il gol a mio figlio e a mia moglie che stanno in tribuna. È un gran gol e spero che sia servito e che mi ricordino tanti padovani. Marco. Allora dai Marco, le prime parole. No, guarda, lascia perdere. No, mi viene a piangere. Siamo grandissimi! Siamo forti! Forza Padova! Adriano! Vieni qua, dai, le prime parole. Serie A, porca puttana, era ora! Eccolo qui, tutto il pubblico di Padova che festeggia la Serie A, lo guardate, forza Padova! Questo è il pubblico che merita la Serie A, guardate, sono venuti tutti per la Serie A del Padova. Allora dai, sei ritornato, l'avevi promesso e sei ritornato in Serie A, l'avevi promesso. E col Padova. Mantenuto. Grazie a questo gruppo che ha sofferto tanto, guarda, e questa gente di Padova, che mi vergognavo a ritornare a Padova oggi. Eppure ci poteva stare che perdevamo anche oggi. Il Signore Non era possibile. Il Signore ha voluto che questo Padova si conquistasse sul campo una cosa che penso rimarrà nella storia. Io sono fiero di essere in questo gruppo. Bravo Beppe, bravo. No, le devi dire 2 parole, le devi dire, è Serie A. Dai, Serie A. dai. È una gioia indescrivibile che non ci sono parole. Ci sono parole perché il premio non di 1 anno ma di 4 anni, perché in questo momento bisogna pensare alla beffa di Lucca di 4 anni fa, allora la gioia veramente diventa. Allora avete lavorato alla grande nella stanza dei bottoni, finalmente un premio, però è una tappa. Ma tutte sono tappe, tutte hanno un obiettivo da raggiungere. Questo era uno, adesso dobbiamo goderci questo perché è meritato da parte di tutti. Questa splendida gente, 10.000 persone che sono venute, hanno avuto fortunatamente per questa volta un premio giusto e meritato. Grande Padova e grande città di Padova. Grande Padova, grande gente di Padova, grande città. Adesso lavoreremo per far bene perché questo è sempre l'obiettivo. Borile, Giorgio Borile in mezzo al campo, è Serie A. Serie A. Ne avevo 2. No, ma non ti dico niente. No, come non dici niente? No, sei stato zitto, sei stato zitto per 1 ora e mezza. No, sono contento, sono in casino. Ma dai Alberto, Dio mio. Angelo! Allora. Angelo! No! Angelo, vieni qua! Dai, dimmi 2 parole. No! Dai! Se vuoi che ti dica? Quello che vuoi! Siamo contenti e in culo a tutti i gufi che ce l'hanno tirata finora, porco Giuda. Devo andare a fare il doppio. Se no mi ammazza. È stata una passeggiata, dalla prima all'ultima è stata veramente da ridere. Non lo so, fa venire dal festeggiare, una gioia incredibile, meritatissimo.
Tony, allora, col gesso, ma ci sei anche tu. Non potevo mancare in questo momento. La società, la città aspettava 32 anni, noi da 3-4. Abbiamo avuto troppe beffe nel passato per mancare in questo momento. Credo rimarrà indimenticabile agli occhi di tutti, tifosi, società, tutti i giocatori. Troppo bello, troppo bello. È indescrivibile, perché penso che nessuno avrebbe dato un soldo bucato in questa squadra e questo spareggio. Invece, sin dai primi 4, abbiamo avuto troppe beffe nel passato per mancare in questo momento. Credo rimarrà indimenticabile agli occhi di tutti, tifosi, società, tutti i giocatori. Troppo bello, troppo bello. È indescrivibile, perché penso che nessuno avrebbe dato un soldo bucato in questa squadra e questo spareggio. Invece, sin dai primi minuti è scesa in campo determinata, ha scaricato in campo tutta la rabbia che aveva accumulato in queste ultime settimane e non si è buttato l'animo sotto dopo il gol di Ubine. Ha meritato ovviamente la vittoria. Sono stati tutti bravissimi, da prima all'ultimo. Mauro Sandriani finalmente può parlare. Beh, mi sembra che è l'occasione giusta per poterlo fare. E niente, questo è un regalo che facciamo alla città. Mi ci sembrava doveroso dopo 32 anni. Cosa si prova? Cosa si prova? È indescrivibile. Sono 4 anni di sacrifici. Dai, Gino! Gino! È stata una passeggiata, come rido. No, è stata una grande partita, una grande vittoria. Ringrazio tutti, i giornalisti, la stampa, il pubblico. Quindi la stampa, i giornalisti, soprattutto i giocatori, Mauro Sandriani, soprattutto tutto lo staff e tutta la dirigenza. Quindi un bravo a tutti, compreso il pubblico naturalmente, che è stato favoloso. Lui è scappato e Piero Agradi lo rintracciamo fuori dallo stadio che se ne andava piatto piatto, eh? Sì, no, io ho festeggiato con i ragazzi, anche giusto, con i tifosi, con tutti, col presidente, con Giordani e tutto, e poi so che deve essere bagnato. Io siccome sono un po', non sono più giovane, l'umidità mi fa male, me ne sono venuto via prima. Senti, allora, Serie A finalmente. Era l'ora, ci è voluto, dicevo io scherzando, l'età di Cristo, cioè 33 anni per andare su, però è una Serie A voluta, è stata anche programmata, mi fa piacere, adesso sai, è facile dire, però adesso siamo tutti, in un'ora siamo diventati belli, simpatici, intelligenti e tutto, non andava bene, eravamo brutti, ladri, cretini, adesso è anche giusto che una città come Padova abbia questa cosa, adesso avremo i nostri pensieri, Adesso devi metterti al lavoro subito però. Ma che lavoro, fammi riposare un po', io sto tranquillo, poi noi abbiamo già una buona squadra, vedremo. Viva Padova! Viva Padova! Viva Padova, sì, viva Padova, poi con una bella contorno così di tifosi e tutto, mi ha fatto molto piacere, e così li abbiamo anche ricambiati, perché quest'anno sì, li abbiamo anche fatti soffrire, ma sempre è una sofferenza che fa piacere, sempre nell'alta classifica si soffre bene, ecco, essere giù si soffre molto di più e si soffre senza nessun risultato. Intervallo dello spareggio Cesena-Padova, siamo vicino a Riccardo Patrese, quanta sofferenza? Si soffre un po', comunque adesso siamo in parità. Anche a Padova il Cesena era andato in vantaggio con Hubner, poi aveva sbagliato un gol. Poi aveva pareggiato Quicchi. Esatto, quindi adesso speriamo di farne altre due e vinciamo 3-1. Sindaco Flavio Zanonato, quanta sofferenza dopo questo primo tempo?
Beh, è notevole, soprattutto dopo il primo gol del Cesena siamo rimasti ghiacciati sulle sedie. Per fortuna è passato poco tempo e c'è stato il pari. Adesso speriamo di vedere un tempo in cui il Padova passa l'attacco in modo più... E ha già fatto un buon attacco, non è che non dà soddisfazioni in questa partita, è che dovrebbe concludere. Noi speriamo che riesca a fare questo. Certo che dovremo soffrire fino alla fine. Sì, dovrebbe, ma è meglio soffrire perché dopo la sofferenza c'è sempre la redenzione. Noi ci redimiamo alla fine di questa partita, spero. Assessore allo sport, vice sindaco Iles Braghetto, allora anche a lei quanto si soffre dopo questo primo tempo? Ma moltissimo, questo primo tempo è un po' lo specchio di tutto il campionato del Padova, cioè a belle giocate d'attacco, qualche momento di perdita della memoria in difesa. È una sofferenza, ma io penso che alla fine ce la faremo. Azeglio Vicini da buon cesenate non poteva mancare a questo appuntamento, allora? Ma il primo tempo diciamo è abbastanza equilibrato, c'era stato in avvio il Padova abbastanza effervescente direi, e poi il Cesena al primo attacco ha fatto un bellissimo gol e al secondo Hübner poteva raddoppiare. Poi c'è stata sempre una certa reazione del Padova che ha portato al pari. Poi la partita si è un pochino assestata e l'ultimo quarto d'ora ho visto il Cesena prendere un po' iniziativa. Mi sembra una partita... Allora, da buon esperto come finirà? Ah, questo non lo so, è una partita molto equilibrata, i valori tecnici sono... Lei tifa bianconero? Beh, io sono di Cesena, ci ho giocato, l'ho allenato, anche se Padova, io ho molti amici, è una città che ha delle grandi tradizioni calcistiche, però è chiaro che in questi campi non bisogna avere pudore a dire qual è la propria fede sportiva. Da buon neutrale Mariolino Corso, ma anche da buon esperto direi. Allora, come lo vedi dopo questo primo tempo? Ma guarda, mi sto divertendo e in una partita così difficile divertirsi non è facile. Vuol dire che le squadre hanno giocato un buon calcio, hanno un po' di tensione, magari soprattutto il Padova penso, però ripeto ho visto un bel primo tempo. Allora come finirà? Questo non lo so, spero di rivedere un altro tempo così, poi magari al limite andiamo a rigori. Gianni Gnocchi, ma che ci fai qua? Mi piace il calcio, sono un calciatore, abito qua vicino, quindi Padova l'avevo visto una volta, so che degli ottimi giocatori e che il Cesena sono venuto a vedere. Senti, ma secondo te chi vincerà? Come vedi la situazione? Partita apertissima, perché secondo me il Cesena il Padova ha qualcosina in più da tre quarti in su, come impostazione della manovra invece è un po', lo vedo un po' più debole del Cesena dietro, il Cesena in mezzo al campo è un po' meglio, fa correre un po' di più la palla meglio del Padova. È una partita molto divertente e insomma è molto aperta. Senti, la tua carriera calcistica come... Ma io ho giocato a livello di interregionale, per dire. Ma mi dicevi l'ultima volta che giocherai al posto di Gascogna alla Lazio. Io dovevo andare al posto di Gascogne, poi invece credo che hanno preso Venturin della Lazio, quindi io sono in attesa di squadra. Forse, infatti sono anche qui perché forse se Nunziata va via o Longhi va via, forse il 10 è mio l'anno prossimo. 2 minuti di recupero. È finita ormai, stiamo solo aspettando il fischio dell'arbitro. Tutti in piedi, pubblico di Padova che grida Serie A, Marino Pugina che applaude. Vediamo un po' cosa succede, il rinvio di Quicchi, l'arbitro che guarda il cronometro. Guardate, guardate il presidente Pugina, sta soffrendo. Presidente, sono qui, Presidente, Serie A ormai! Presidente! Penso che sì. Presidente, Serie A! Aspettiamo, aspettiamo! Aspettiamo! Aspettiamo, aspettiamo! Un presidente che passerà alla storia! Aspettiamo! Fischia! Non finire mai questa partita alla palla Cesena. Il presidente sta guardando il campo con grande sofferenza. Non vuole fischiare l'arbitro. Sì, colpo di testa, attenzione a Gabriele Salvi. Dai, dai! Era fuori
gioco. Ecco, fischia. 5 minuti di recupero, Presidente. Pazzesco. C'è il portiere in avanti del Cesena. Parata di Bonaiuti. Serie A! Presidente, Serie A! Presidente, le parole, cosa dice? Serie A! È un'emozione grandissima. Si può girare, Presidente? Presidente, si giri di qua. Eccolo lì. Allora, le prime parole dopo la Serie A. Dai. In paradiso. Dai, le prime parole, Presidente. Che siamo in paradiso. Qual è la sua sensazione, Presidente? Cosa sta provando? Grande, sono stati tutti bravi. Eccezionali tutti. Li ho visti molto bene, bravi. Dica cosa sta provando adesso, cosa sta provando? È difficile spiegarla, è difficile. Non ha parole. L'assessore Braghetti. Siamo felici, basta, è una lunga sofferenza. Allora, tutti a festeggiare a Padova adesso. Presidente, tutti a festeggiare a Padova. Sì. Presidente! Mi hanno tirato via. Riccardo, prime parole, Serie A, dai. Vabbè, Serie A, sono contento perché insomma 4 anni, poi io che sono vicino ai ragazzi, alla società, a Padova, insomma ce la meritavamo e sarebbe stato ingiusto perderla allo spareggio. Tutti a festeggiare a Padova adesso. Beh, logico. Sindaco di Padova, allora, prime parole da sindaco di Serie A. Che la soddisfazione e la gioia è immensa. Il fatto favoloso è che abbiamo vincendo il Cesena. Non sarebbe stato così vincendo nell'ultima partita di campionato. Invece siamo venuti e abbiamo conquistato la Serie A combattendo con un grande avversario. Senta, ma lei sta balbettando, ma non balbetta di solito. No, sono molto emozionato. Grazie ragazzi, anche a voi. Allora, Iles Braghetto, eccolo qua, vai. Appena finita la partita. Appena finita, abbiamo sofferto molto, però volevamo vincere, abbiamo vinto, ci abbiamo creduto fin dall'inizio nonostante le difficoltà, adesso godiamo. Ma senti, ma i politici com'è che vivono sta promozione? Ma la viviamo come tutti i tifosi, siamo veramente molto contenti e vogliamo andare in Serie A insieme al Padova possibilmente. Presidente, sta guardando la sua squadra in Serie A. Sì, non pensavo che fosse così difficile, abbiamo molto sofferto, perché indipendentemente dalle nostre capacità e volontà ci siamo trovati come nell'incontro fatto col Bari, che doveva essere la fine del campionato col Padova in Serie A, ma abbiamo fatto vedere che ci siamo veramente, che abbiamo una squadra compatta, che abbiamo i tecnici veramente che hanno portato avanti un discorso fino alla fine, che questa di oggi penso che la meritiamo, e io spero di dare questa grossa soddisfazione ai tifosi, tutti, anche a quelli che hanno criticato. La città di Padova ringrazia il commendatore Marino Pulcino. Si ricorderà, io spero di sì che si ricorderanno. È stato un anno sofferto per andare in Serie B e 8 anni per andare in Serie A. Quando lo stadio, pronto con lo stadio, noi siamo andati in Serie A, e questa era la promessa e faceva parte del programma e degli obiettivi della società. Presidente, la vedo molto emozionata, cosa sta provando? È una cosa tremenda, e lei capisce che cosa vuol dire. Vuol dire che Padova fa un salto di qualità, non solo il calcio, tutta Padova fa il salto di qualità. Grazie Presidente. A voi. Eccolo qua, vicepresidente Alfredo Schiavo, allora le sue sensazioni, la sua gioia. Serie A meritatissima, un abbraccio al Presidente perché lo merita in primis rispetto a tutti, e un pensierino anche a Bonaiuti che ha fatto una parata eccezionale proprio allo scadere del tempo. Serie A meritata dalla società, dai giocatori, dai tecnici e soprattutto dal pubblico padovano, che ha corso in misura incredibile.
Ciao mamma! Siamo forti, siamo come il Brasile! Siamo come il Brasile! Yes, it's